Partiti con questa terza e conclusiva batteria dei due fa ragazze. Presentiamo la prima ragazzi 2K5, Marco Stecca alla 3, Cosmin Kazana alla 4, Francesco De Bacco alla 5, Alexander Ross Sickler in corsia 6. Passaggio a metà gara 100 metri, Federica Groppo sempre a condurre con Giorgia Zetti ad inseguire. Groppo per Zeus Lab Montebelluna, Giorgia Zetti, società della Toscana SC Nuoto. Siamo ormai nelle battute conclusive, 2:32:44 il tempo di riferimento di Marianna Trevisan. Federica Groppo va a prendersi la vittoria di questa batteria, chiude in 2:29:28, quindi miglior tempo, e se tutto viene confermato corsia 4 anche nella finale del pomeriggio. Come sempre si attende l'arrivo di tutte le atlete per ufficializzare il tutto e dare le 8 finaliste prima di proseguire con la prima batteria maschile 2K5.